Oskar? Ge mig provet. Så man är ute.
Te fa delle immagini che nettamente migliori, no? Penso. Sì. Perché se no scusa che scopo di saria larga in classe 8. Ah, sì. Beh, quando da sto nastro ti trasporti più che altro nastro del VHS. Cioè ti hanno un po' di perdita, diciamo, Ah, sì.
pero me parece que a veces tampoco es algo que tú estás trabajando. Se dice primero el supuesto de... No me lo quiero tirar, eso me da propio... No voy a reparar su documento y me pregunte. Insomma, ya yo veo que ha salido porque ya ha escrito de nuevo. No la verdad es que es como...
infatti, non Marse. E lo avevo visto ancora dal ponte lì. Si vede attraverso tutti i musetti. Tempo da piova, tempo da piova, dico. Anche se mi muore. Vai. Riesco a camminare una macchinetta. Il sabato se uno trae meglio se non tiene. Sì, non solo qua, anche televisori, registratori, tutto. Anche a Sony è buono però. Sì. Oggi hai fregato il 662. Sei dove qua? Col Merci? Dovremmo incrociarlo qua. Sì, sì, sì. Anche quel Merci mi fa io ricordi. Caso, un caso. Gli altri da mestre vanno a tutte sia in sie, ne va. Ma anche là, sarà stato un caso. Però in altri casi del genere non capita mai. Una volta che Se beh, coraggio, non capiterà. Sì, sì. tra poco dovrebbero avere infezioni. Quello che vado a pensare qui di tutta l'Italia, però non ne vedo più. Anche a volati da Trieste ne mando solo di sie al posto dei 652. E se fosse bella a fare. Io non altri che modo di. Ma là non sei 652, Trieste. Ma tra poco dovrebbero Non era 652. Per adesso no. No, ma dovrei arrivare prossimamente. Ma di prossimamente ferrovie sempre. Ma sì, penso. Quando so che ora chi arriva a Mestre. Che passa tutti insieme,
che smuta. Ma spunta tanto perché E anche la luce volendo, la luce da illuminare, non so, stasera da riprendere dentro una stanza. No, no, riprendi con la sola luce della Ma stanza. solo con la luce delle stanze del È molto sufficiente. sensibile. Anche al buio è sensibile. Ah sì? Se non sai com'è la macchina fotografica, No, poi no, che no. ha bisogno che... Infatti comprovando a casa, con la luce normale veniva benissimo, come all'aperto. Sì. E invece in linea con in galleria si vede il binario, come lo vedemmo noi. Sì, 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 sì. È una cosa molto sensibile, era per dire, che il veicolo aveva questo.
fermare la gente così. Da fermarsi in maniera irregolare, no? Che fai? Non sei regolare perché secondo il regolamento dovete fermarvi là dell'ufficio, quindi più o meno coincide. No, fermare su un punto fermarsi al di non mica segnale. fermata qua, no? Non fermarsi al segnale. Bisogna che ne ferma il segnale, dopo ne ferma dove che loro. A notte questi ne sono così avviso. Ma comunque in ogni caso una fermata fuori orario così, se si ferma all'ufficio della stazione. Dove c'è scritto? Disongo, resta al macchinista. Ma secondo me bisogna sempre consegnare. Ah no, ma quella Noi neanche consegniamo tutti i No, modi. indifferente. Così alla fine. Vabbè, indifferente. che me l'avrà già avvisato. Sì, c'è forza perché. No, ma quella con la marcia a vista non abbiamo. No, ma non c'è marcia a vista, No, perché sì, no, qua controllavo, volevo tirare una marcia a vista per tre cose abbastanza diverse, cioè è successo una cosa. Non è come esempio sono interessato. Bisogna riprendere anche il modulo dopo qua. Bisogna mostrare il modulo. Ma no, poi si mostra là, no? Io magari come che prima presentavo. Appetito di tanto dire.
Interpretazioni insomma credo viste qua perché Noi a se me mi hanno fermata non si è previsto che mi ferma e basta, se vuol fermarmi bisogna che mi ferma senza protezione e mi Se no ferma. io mi fermo sul marciapiede, insomma, sempre sul marciapiede. La cosa migliore è sempre fermare appunto dove c'è il marciapiede, non andare beh, Io sì, c'era sempre un senso diciamo ecco. Di metterlo dentro sul marciapiede il treno, perché eventualmente la fermata sia lunga. Se mi fermo all'altezza della cabina e resta andato fuori. allora se vogliono fermarla prima della cabina chiedere istruzioni e dopo andare avanti. Penso che una volta fermi non è certo il caso che andano avanti. Perché magari uno verse a Fonda e che altro Effettivamente esisti due scuole, fra Mestre e Trieste, esisti due scuole. Sì, E tante. anche per esempio il segnale avviso giallo, tipo rosso, dopo che il giallo, già da noi insomma se va dentro va anche a più del 30. Non è il regolamento segnale che fanno, è chiaro. Sì, ma se guarda il primo scambio e dopo se la stazione è lunga. Che se fa per abitudine è diverso, ma il regolamento prevede. C'è Vignano là, siamo fermato al segnale, noi siamo andati dentro a 30, questo treno ha detto come mai verso tutti sta L'esito del regolamento. il regolamento segnali, ma poi macchinista era guardati una macchinetta del caffè, da te devono guardarsi il regolamento segnali. Quello che mette il frutta avvelenata.
sono vecchie, Uno piccoletto, portatile, così leggero. La macchinetta sotto che ha una vite del fissaggio. Sì, sì. Speriamo come fa. E le macchine tipo, non so, Svizzera, Austria, che hai i vetri grandissimi e puliti, sta benissimo, no? Ma qua Anche che 632 va bene. qua che sei piccoli e sporchi. Bisogna accontentarsi di quello che è vola. Piuttosto che 626. Che vola un traliccio da parte. No, ma anche 632 bastava, chiaramente già larghe. Facciamo partire, erano pulite adesso. Vedete che non è stata, ma I terzi cristalli. passati a un po' la vite. Papà viene se non ricorda. Una gomma. Alla veglia. Quando questa cosa? Si scoppia lentamente. Scoppiata, ma in pratica è stata scoppiata perché ha bloccato l'aeroporto. Non ho capito, ha fatto come un tiro, si è bloccato la cosa, La roda si vede. non la ruota e il coso sopra la mano. In pratica la ruota si è quasi bloccata. Faccio una foto di macchina.
neanche del cintura. Ferma tutte le fighe in realtà. Passa. Vedere che se mettessimo più sotto così dà l'impressione che ne venisse addosso. Ma come mai fa? Abbiamo ancora alla stessa solo automaticamente. Comunque è un'idiozia. E questo vuol dire far perdere la coincidenza sotto il naso. Se li prendo questo.
gare non trovano la ditta, soliti i casini della burocrazia. Perché un pezzo. Sì.
sbagliato, dovrebbe esserci solo quando lavora, perché fanno un bomb, là un bomb di cielo. Invece lo lasciano sempre.
sta bellissimo, sono qua tutto il giorno. Io appunto non mi cavano mai. Tutto il giorno, fanno pesi. vende tutto in edicola, rock, pesca, musica, tutto. Guarda, vedi appassionato. Ah sì, qualche appassionato, io non inizio a fare. Un viaggio con l'FS, Venezia Udine, no, Venezia Trieste. Quello mezzo manca, perché ho sempre comprato quello se lo compra subito. E dove? Ah, c'è un ragazzo lì, poveretto. Ma dove?
a Venezia, perché vuole sempre montarsi sulla locomotore. Perché ce ne sono un paio anche qua. Ma sa tutto anche i compressori che tipo sono, è proprio appassionato, anche un po' spannato. Ma gli piacciono di più le tartarughe che prima. Vediamo che orario. Dove dobbiamo arrivare? Ora 5. Sono 5. Adesso ora mi sono fermi. Non ci mette almeno 10 minuti di recupero. Anche ste 8:40, però Piccole. ma quella grossa, lì però sono piccole. Però che sai quel materiale là? Guardate di me. Vediamo se è Milano. 20 miglia. Guarda questo. 20,92, questa mi testa questo qua. Credo che macchina sia la stessa. No, adesso piano. Il materiale è quello, ma sai che è la macchina. Adesso è un viaggio con interesse. Titolo. Basta. Fine corsa. La chiappa, Eh?